Siamo appena usciti dall'arena, il momento Arena di Pace è stato, come dicevamo, molto toccante, ci sono molte persone che stanno defluendo verso l'esterno, proviamo a vedere se qualcuno si presta per raccontare le emozioni del momento, seguitemi. Eccoci, i primi, allora, questa giornata com'è stata? Bellissima, emozionante, bellissima. Non mi aspettavo una cosa del genere, veramente. Un messaggio che è rimasto impresso di quello che è stato detto oggi, un'immagine? La voglia di pace assolutamente da parte di tutti. Prima di tutto dal Papa Francesco, ma poi da tutte le associazioni, proprio un invito alla pace e questo penso che sia Commovente. Buon proseguimento, grazie. Ci possiamo disturbarvi un secondo? Com'è andata oggi? Com'è andata? Avete ascoltato? Sì, facevamo una domanda perché tutti si rivolgono al Papa come se lui avesse poteri speciali, però forse nel mondo è l'unico a cui la pace sta ancora a cuore. Per cui da tutti i paesi in conflitto si sono rivolti a lui perché sperano che lui in qualche modo riesca a muovere le coscienze. È una cosa difficile, però almeno ci si prova. Qual è stata un'immagine o una parola, un discorso che vi ha particolarmente colpito? Noi, ma come tutta l'Arena, l'abbraccio tra l'israeliano e il palestinese che hanno avuto due vittime in famiglia reciproche e per cui che si sono abbracciati loro è significativo. È stata un'immagine molto forte. Sì, per tutti. Grazie, grazie. Vi chiedo anche a voi, no? Ecco, dicevamo è commovente, no? È stato commovente, toccante. È stato molto commovente, sì, sì, sì. Mi è piaciuto tutto, sono stati molto bravi, l'organizzazione è stata veramente ottima e soprattutto c'era tanta gente che aveva voglia di star bene, di credere, di avere parole di speranza. E il Papa è stato molto bravo perché ovviamente ha ascoltato tutti, ma poi ha rilanciato a noi la palla, per cui ha detto dobbiamo essere noi i primi a portare la pace in noi stessi, perché ha parlato di noi che dobbiamo smettere di correre, di stare sempre al cellulare e nei posti dove siamo, nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro e poi nei nostri stati sicuramente. Quindi questa pace non è un'utopia, dobbiamo cancellarla questa parola. Mancavano un po' di giovani, io questa è l'unica cosa che ho notato e un po' mi è spiaciuto molto, mancavano parecchi giovani, quindi secondo me dobbiamo pensare che la pace è un po' più attuale, un po' più moderna, dovrebbe interessarci soprattutto. Io mi sento ancora giovane, non so se notate, a posto, grazie. Grazie mille, buon proseguimento, grazie, grazie. Proseguiamo, insomma, vediamo di intercettare qui delle persone. Buongiorno, buongiorno, possiamo fermarvi un secondo? No, signora, è stata in arena? Allora, cosa le è piaciuto di questa giornata? Che messaggi le sono arrivati? Tutto, è stato emozionante. È ancora commossa. Sì, bellissimo. Qual è stato il momento più significativo per lei, ovviamente? Non saprei perché tutto quanto, anche quando la gente gridava il Papa così, Francesco, sono troppo emozionata, dai. La capiamo, insomma, è stato anche per noi operatori Una fortuna, è stata una fortuna venire qua, sono stata contentissima, proprio. Ci portiamo a casa tanto da questa giornata. Anche tanti messaggi dei palestinesi, degli israeliani, questa voglia di pace, ecco, e quindi è stata proprio bellissima. La ringrazio. Un'esperienza bellissima, emozionante, come vede. Una buona giornata. Vieni Davide. Buongiorno, eccoci. Posso farvi qualche domanda? Allora, com'è stata questa Arena di Pace? Com'è stata? Arena di pace. Cosa vi ha colpito dei messaggi, delle tante testimonianze che sono state dette? La pace, chi c'è bisogno di pace e finiamo la guerra. Ok, sintetica. Anche per voi è la stessa cosa? Da dove venite? Da Cadeglioppi. Vi aspettavate una giornata così? Beh, insomma, sì, perché quando si muove il Papa, quando si risponde, insomma, si partecipa, si fa sentire, ecco, che siamo vicini a lui e che quindi ci siamo, insomma. Un richiamo anche a non lasciare da parte i fragili, gli anziani, Certo, le persone con disabilità, insomma, un messaggio forte anche questo. Sì, certo, anche questo perché facciamo tutti quanti parte
cioè siamo nelle varie, ognuno nella sua realtà fa parte, insomma è giusto farsi carico l'uno degli altri, ecco. Quindi, Grazie, una buona giornata a tutti allora, arrivederci. Proseguiamo. Oh, abbiamo una persona conosciuta, signor Tacchella, salve, ha partecipato qui all'Arena di Pace. Certo, se no... Allora, cosa di eventi ne ha vissuti tanti, oggi però è un evento emozionante. Ma più che altro è positivo, nel senso che è una voce unica, per cui tutti ci aspettiamo che sta pace la nasca, insomma, perché siamo stanchi di leggere questi bollettini di guerra tutti i giorni. Cosa dici? È stato forte l'abbraccio tra l'imprenditore israeliano e l'imprenditore palestinese. Dicono: noi siamo imprenditori, vogliamo costruire la pace. Lei è un imprenditore e può capire anche quello che hanno inteso, no? Sì, al di là del discorso economico, è ovvio che nel nostro tipo di lavoro noi non costruiamo armi, ma costruiamo altre cose. La pace è importante, però insomma potersi guardare, andare in giro per il mondo tranquilli è tutta un'altra cosa. Una buona giornata, grazie, grazie, arrivederci. Eccoci, veniamo un attimo. Hai partecipato all'Arena, giusto? Sì. Quindi anche a lei chiedo, insomma, quali sono stati i messaggi più importanti che sono rimasti, che sono emersi, quelli che farà suoi insieme alla sua famiglia. Ma innanzitutto è stata una grossa emozione e direi che il passaggio che è passato di più è stato quello proprio di partire dalla pace dal basso, e quindi dalle realtà di famiglia, dalle realtà di tutti i giorni, e quindi cercare di costruire dal basso per poi, diciamo, risolvere i conflitti che ci sono nelle famiglie, nella società, per dare un buon esempio, insomma, ecco. Papa Francesco ci ha caricato di responsabilità in questo In senso. questo senso proprio sì, ci ha dato proprio un messaggio di responsabilità ad ognuno di noi, sì, devo dire la verità. Grazie. Bellissima giornata, grazie. Una buona giornata. Grazie. Grazie. Vediamo se c'è qualche altra testimonianza, ma mi sa che il pubblico, insomma, è defluito. Vi abbiamo voluto raccontare attraverso qualche voce dei protagonisti, di chi ha calcato il palco, non solo il palco, anche le tribune, ovviamente, la platea, di questa giornata che sta andando molto molto bene, dicevamo, e che nello spazio dell'Arena di Pace ha trovato dei momenti significativi, toccanti, testimonianze dalla Terra Santa, dalla Cisgiordania, e poi anche messaggi che lo stesso Santo Padre ha voluto indirizzare, lo ripetiamo, ai giovani, agli anziani, alle persone con disabilità, a ognuno di noi, per caricarsi di responsabilità e per far sì che la pace nasca dal basso, dal nostro impegno. Quindi davvero un momento significativo. Noi chiudiamo qui questo altro contributo e ci vediamo tra poco per una prossima tappa del viaggio papale.